Buongiorno a tutti, oggi siamo a Guardiareggia nel Molise. Qui c'è Onosi del WWF, ci sono anche le gole del Quirino ma di difficile accesso. Vorrei tanto visitarle, però o chiedo a Pietro qua sopra dove c'è un agriturismo o sarà per un'altra volta. Adesso facciamo un giro all'interno dell'Oasi e vediamo se le gole si vedono almeno dall'alto. C'è anche una cascata, si chiama Cascata San Nicola, però per vedere la cascata bisogna sempre entrare nelle gole. Ieri ho fatto un giro dove c'è la chiesa Madonna delle Neve, da lì c'è l'accesso, ma c'è ancora molta acqua. Io non sono riuscito ad entrare nelle gole. C'è chi entra nelle gole calandosi da vicino a una diga che rimane andando verso Campitello Matese. Però noi ci accontentiamo dell'Oasi WWF, va benissimo. E poi dopo facciamo anche un salto all'agriturismo. C'hanno un formaggio strepitoso. Andiamo. Questa è la biglietteria, è chiusa, quindi presumo che l'ingresso sarà libero. Qui si può vedere il sistema dell'Oasi. L'agriturismo si chiama Fattoria dell'Oasi e hanno anche i cavalli per fare le passeggiate. Qui sopra c'è un monte, si chiama Monte Mutria, e siamo vicini a Campitello Matese. C'è un altro monte interessante che si chiama il Tre Confini. Io lo feci l'anno passato e da lì si riesce a vedere anche il lago del Matese. Siamo entrati nel sentiero, è molto didattico, vengono molti bambini delle scuole. Il periodo estivo fanno una visita alla fattoria e poi vengono qua. È un giro ad anello. Si può accedere da qui o seguire dritti. E noi andiamo dritti. Mi sono un po' informato sulle gole del Quirino. È un interessante sistema carsico di millenni di anni. Sarebbe bello scendere a vedere le gole, ma purtroppo, come già detto, l'accesso non è così semplice. So che fanno anche canyoning e deve essere figo. Magari chissà un giorno. Per il momento ci accontentiamo di fare del trekking, qualche arrampicata ogni tanto. Andiamo.
Mi sa che dobbiamo tornare indietro. Proviamo un po'. E allora dobbiamo fare il sentiero San Nicola. Poi ci sono varie staccionate perché ci tengono anche gli animali. Hanno pecore, cavalli, mucche. Qui indica la cascata. Ma sono andato ieri a fare questo sentiero e non l'ho vista la cascata, non so, forse poi ho sbagliato da qualche parte, però sono arrivato su un'altura dove c'è una vecchia baracca e la cascata non la vedevo. Poi ho preso un'altra via, però mi ha riportato nella parte vecchia del paese di Guardiareggia. Ora non so, seguiamo di qui perché vorrei almeno vedere la forra dall'alto. Qui c'è un osservatorio. Vediamo cosa si osserva. C'è anche una panchina, uno si riposa. Si sente il rumore dell'acqua, ma non vedo nessun salto. Sicuro che qui sotto passa il Quirino, il fiume Quirino. Andiamo avanti.
Anche un cartello sulle orchidee selvatiche. Sembrerebbe che qui nascano spontanee. È bella questa passeggiata nell'oasi. Hanno fatto anche questo ponticello. Fortunatamente tutta all'ombra, perché sennò con il sole già farebbe molto caldo. Ci sono questi cartelli, ci indicano un pochettino quello che è la fauna. Ancora c'è la luna? Ovviamente non può mancare il pannello sugli anfibi e i rettili. Non c'è molta acqua. È decisamente in secca il fiume. Ho attraversato il greto del fiume. Ora non so esattamente dove sto andando. Sono entrato nel bosco. Vediamo dove arrivo. Qui comunque ci vengono a tagliare la legna. Vengono con i cavalli sicuramente. Vediamo dove arriviamo. E niente, qui sicuramente già sono uscito fuori dal sentiero dell'oasi.
Qui fanno prevalentemente taglio legna e stanno caricando la legna tagliata sui muli. Vediamo, magari faccio un giro dentro al bosco. Portano i cavalli. Eh sì, con i muli vanno a prendere la legna. Deve essere un lavoro faticoso. Bene, sono nel bosco ma non c'è un sentiero, non c'è una via. Ora torno indietro. Qui si sentono i rumori. Presumo stanno caricando un camion con la legna. Sto tornando indietro. Ora vediamo fin dove arrivo. Credevo fosse un giro ad anello, invece no. Qui praticamente dovrebbe essere la fine del sentiero. Io mi sono spinto oltre e sono arrivando dove stanno facendo i tagli della legna. Qui si intravede l'inizio di questa forra. Va bene, torniamo indietro e vediamo. Dopo la passeggiata all'Osi sono venuto qui all'agriturismo a prendere un caciocavallo. Vi faccio vedere una cosa. Qui è il laboratorio, le ricottine salate e i caciocavalli appesi. E il formaggio lo fanno come una volta, sul fuoco. Buongiorno. Non lo vede. Non sa mai perché pure c'è voluto un rotore, però la torta però. Ebbene, io prendo il mio caciocavallo e poi mi dirigo verso Sepino. So che c'è una zona archeologica romana. Andiamo a visitare Sepino. Ci vediamo dopo.